Oggi per far cultura sicuramente come prima cosa serve una struttura. Oggi ancora in molte parti del nostro territorio non siamo coperti da banda, quindi banda dati, e due, sicuramente continuare con questi incontri che l'ITD fa nei vari comuni per portare cultura alle persone e far capire che oggi siamo ad una svolta e che i ragazzi stanno diventando sempre più dei ragazzi, dei nativi digitali. Il digitale è sicuramente di quei giovani che è una materia che va approfondita, che va capita e va resa semplice, ovvero studiate, imparate cose complesse ma esporle in modo semplice, trasformarle e renderle utili e produttive a chi veramente ne ha bisogno, anche anziani, persone più vecchie. Loro hanno bisogno che questo digitale sia assorbito e sia capito e soprattutto sfruttato al meglio, e solo con un grande sforzo, un grande lavoro si può riuscire in questo processo. Tanta conoscenza da una parte, semplificazione per rendere disponibili questi strumenti a tutti.